Lo sai che uno dei marchi di moda veneti più famosi è nato da una polo e da alcune parole nascoste dietro il colletto? Ciao, sono Ale Pittoni e oggi ti racconto la storia di Sun 68. 2005, Noventa di Piave, provincia di Venezia. Enrico Spinazzè vede una moda troppo concentrata sulle tendenze e poco sulla vita reale. Fonda così Sun 68, partendo da un solo prodotto, la polo. L'idea è creare capi essenziali, riconoscibili e pensati per accompagnare la vita quotidiana delle persone. Anche il nome racconta questa visione. Sun, che va a richiamare il sole, l'energia e la vita. 68 invece le rivoluzioni culturali del 1968. Il logo Delta X completa il messaggio. Il delta va a rappresentare ciò che resta, ciò che è consistente, ciò che è permanente. La X tutte le variabili che ci trasformano. Restare se stessi continuando a cambiare. Questa filosofia prende forma nella prima polo. Linee classiche ma dettagli inattesi. Bordi fluo, lavaggi particolari, colori accesi e alcune parole nascoste dietro il colletto. Loving, reading, kissing, dancing, jumping. Azioni quotidiane che diventano un racconto. E poi quell'arancione fluo, destinato a diventare la firma visiva del brand. La formula funziona. Sun 68 cresce e dalla polo passa a collezioni complete per uomo, donna e bambino. Il filo conduttore resta sempre lo stesso: design italiano, qualità dei materiali, colore e grande attenzione al fitting. Dal 2016 al 2017 arriva la svolta con le sneaker. Una capsule di appena 6 modelli che diventa presto uno dei motori della crescita. Tom Fluo è il modello simbolo e la produzione supera il 1.000.000 di paia all'anno. Il logo Delta X e i colori Sun 68 raggiungono così l'Europa, il Medio Oriente, il Giappone e anche le Americhe. Anche la comunicazione segue di conseguenza una strada originale. Pensate che con R Contest il premio è un libro di pagine bianche da riempire. Nel 2008 arriva I Have a Dream, seguita nel 2009 da We Love You. Poi il payoff, Everyone, Every Day. Tutti, ogni giorno. Nel 2025 la campagna The Bench riunisce sulla stessa panchina persone diverse. Il capo accompagna il racconto, ma al centro resta sempre chi lo indossa. Nel 2024 il gruppo veneto numero 8, di cui Sun 68 è il cuore industriale e creativo, raggiunge 87 milioni di euro di fatturato. Il brand è presente in oltre 2800 punti vendita e continua a crescere tra abbigliamento, sneaker, beachwear e accessori. Da una polo nata a Noventa di Piave a un marchio conosciuto nel mondo, Sun 68 è a tutti gli effetti una vera e propria Veneto icon.